Io sono il gestore qua dal 2019, da settembre 2019 e questo è il quarto furto. Di nuovo in azione con le stesse modalità, sugli stessi impianti della catena Kuwait. Siamo nella frazione di Vaglio di Roncade, dove la banda ha colpito intorno alle 2:40, l'ultimo colpo. Ha utilizzato questo escavatore rubato poco prima alla Nova Rente di Meolo. Ha fatto irruzione sulla piattaforma di rifornimento, danneggiando in parte anche la tettoia, e ha tentato di scardinare entrambe le colonnine del self, riuscendo però a portare a casa soltanto una delle due casseforti. Ironia della sorte, quella senza contanti, perché adibita al pagamento con carta. Una delle due cassaforti l'hanno legata dietro un'auto e la trainavano sulla Treviso Mare. Adesso quanti danni? Non lo so, una montagna perché qua è da rifare tutto completo. La pensilina, il chiosco, Il decimo colpo in pochi mesi della banda che, utilizzando mezzi da lavoro, in pochi minuti assalta un distributore e ne scardina le colonnine, lasciando alle sue spalle danni ingenti e abbandonando i mezzi lungo la strada. Questo è stato trovato dai carabinieri giunti sul posto, ancora acceso accanto al palo della luce. Un'ora prima la banda era a Motta di Livenza, in un altro Kuwait lungo la Postumia, stessa dinamica. L'escavatore usato per spaccare le pompe divelte e la cassaforte svuotata. Anche in questa stazione la banda aveva già colpito lo scorso 2 ottobre. Sul posto i carabinieri che stanno raccogliendo i pezzi di un puzzle molto complesso. Anche in questo caso a disposizione ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il 18 dicembre scorso era stata la volta del Kuwait di Ponte della Priula, mentre qualche giorno prima, il 15 dicembre, i malviventi erano entrati in azione a Castello di Godego.